sul lavoro a Spineda di Riese Pio X, un corriere 21enne travolto da un'auto la vigilia di Natale. Sconcerto a Padova, automobilista bloccato per una svolta vietata, tira una testata ad un agente della polizia locale quando scopre che deve pagare la multa. Dopo l'aggressione subita venerdì in via Cornarotta a Treviso, parla per la prima volta il direttore di Media Nord-Est Bacialli, violenza gratuita e inspiegabile, ringrazio tutti per la solidarietà. Vigilia di Natale caratterizzata dal maltempo, acqua alta a Venezia, pioggia e forte vento in pianura, mentre nevica sulle prealpi, soccorsi 2 giovani bloccati dalla neve. Ambulante salvato dal defibrillatore usato dai colleghi, è accaduto questa mattina al mercato di Campo San Piero, decisivo l'apparecchio fatto installare dal comune. Pranzo solidale di Natale nella chiesa di San Rocco a Venezia, presenti oltre 50 persone, è arrivato anche il patriarca per pranzare insieme ai bisognosi. Nei capoluoghi veneti, giornata all'insegna della caccia all'ultimo regalo, vigilia tra acquisti nei negozi, a Belluno il mercatino natalizio in piazza. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque la cronaca in primo piano che ci porta nel Trevigiano, gravissimo infortunio sul lavoro a Spineda di Riese Pio X, un corriere 21enne travolto da un'auto alla vigilia di Natale. Ennesimo infortunio sul lavoro, lotta tra la vita e la morte, un 21enne trevigiano investito da un'auto sulle strisce pedonali in via 13 aprile a Spineda di Riese Pio X, mentre alla vigilia di Natale stava lavorando come corriere delle poste. Il giovane versa in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso, dove è stato elitrasportato. Da una prima ricostruzione pare che il 21enne fosse appena uscito da un locale lungo la strada. Non si esclude dopo una consegna quando, attraversando a piedi, è stato travolto da una Mercedes classe A guidata da una 44enne di Mussolente. Nell'urto il pedone è stato sbalzato a una decina di metri di distanza, riportando pesantissimi traumi, tanto che è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza e ora si trova in terapia intensiva. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica e capire quali possano essere le cause del grave infortunio a poche ore dalla giornata di festa. Un episodio che allunga la lista degli incidenti sul lavoro in questo 2025 nella nostra regione, che si conferma maglia nera nel panorama nazionale. Viene bloccato a Padova per una svolta vietata e quando scopre che deve pagare la multa tira una testata ad un agente della polizia locale, arrestato. Durante le feste si è tutti più buoni, o almeno quasi tutti. Non è il caso di un 73enne padovano che ha fatto finire al pronto soccorso un agente di polizia dopo averlo colpito con una testata. Durante un ordinario controllo stradale nella zona del Bassanello a Padova, una pattuglia ha fermato l'automobilista, sorpreso mentre effettuava una svolta vietata. Quella che sembrava una normale contestazione si è però rapidamente trasformata in un acceso scontro. Secondo quanto ricostruito, il 73enne avrebbe assunto fin da subito un atteggiamento aggressivo, rivolgendosi agli agenti con toni offensivi. Dopo essere sceso dall'auto, si è avvicinato a uno dei 2 poliziotti e quando ha capito che si sarebbe beccato una multa, lo ha colpito con una testata. L'agente, caduto a terra, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 73enne è stato bloccato, accompagnato al comando e arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo l'aggressione subita venerdì in via Cornarotta a Treviso, parla per la prima volta il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, violenza gratuita e inspiegabile. Ringrazio tutti per la solidarietà, detto ieri sera durante la trasmissione Ring. Più che la botta in testa e il dolore che ho provato, che a un certo punto ho visto nero e ho detto... temuto di aver perso la vista, di aver riportato una frattura. E più che altro è l'indignazione per essere stato aggredito in maniera del tutto inspiegabile. Cioè io ero con i miei 2 cani, ho superato questa soglia, questo uscio in via Cornarotta, sono stato a un certo punto superato da un signore in bicicletta che mi ha sbarrato la strada senza neanche guardarmi, guardava da un'altra parte, ha detto guardi che i suoi cani hanno urinato davanti alla mia porta. Ho detto scusi,
Mi scuso, non me ne sono accorto ed è la verità. Scusatomi con questo signore, ho fatto i 3 metri che mi separavano dal suo portone, ho spruzzato l'acqua come prevede il regolamento comunale di Treviso e improvvisamente di fianco, quindi senza neanche che io potessi in qualche modo reagire, quest'uomo mi ha preso e mi ha schiantato contro il muro spingendomi con la testa. Cioè, ho preso una botta da restare tramortito, per cui gli ho chiesto, quando sono tornato in me, ho detto: ma scusi, ma cosa ho fatto di male? Ho rimediato un errore. È una violenza gratuita e improvvisa, non può finire a tarallucce e vino questa vicenda, perché sarebbe completamente incoerente con quello che è il nostro lavoro e con le cose che normalmente diciamo in questi casi. Ripeto, il mio è un caso ridicolo rispetto a fatti che purtroppo dobbiamo raccontare di cronaca nera, raccapriccianti, però è pur sempre l'aggressione a una persona inerme. Io ho accettato il tuo invito stasera soprattutto per ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di grande affetto, di solidarietà, e davvero sono rimasto sorpreso. Vigilia di Natale con l'acqua alta in piazza San Marco. Intorno alle 11:45 si è registrato un picco di 98 centimetri sul livello medio del mare. La marea è stata spinta dalle forti raffiche di vento e i disagi maggiori li hanno subiti le attività lungo le procuratie vecchie. Questi allagamenti non sono una conseguenza del completamento parziale dell'intervento di impermeabilizzazione dell'area marciana. Si è quasi concluso l'intervento delle squadre di cave del Predil del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e all'Elisoccorso regionale per portare in salvo una escursionista del Cadore di 53 anni caduta poco sotto il sentiero a causa del sentiero scivoloso per la nevicata. La donna era riuscita a portarsi all'interno del rifugio in attesa dei soccorritori. Fortunatamente l'elicottero dell'Elisoccorso regionale è riuscito nuovamente a decollare per raggiungere il rifugio e portare via sia il medico del soccorso alpino con l'infortunata sia il tecnico di Elisoccorso. La donna, che è scivolata scendendo poco sotto il rifugio, è stata portata all'ospedale di Tolmezzo. Avventura a lieto fine sul Monte Grappa, dove 2 ragazzi sono rimasti bloccati con l'auto nella neve. Anche il padre, che si era mosso per soccorrerli, è andato in difficoltà. Provvidenziale l'intervento del soccorso alpino. Erano saliti ieri sera fino a Cima Grappa, ma il rientro si è trasformato in un incubo. Un ragazzo e una ragazza di 24 anni di Campo San Piero sono rimasti bloccati con l'auto nella Val delle Mure, sul versante di Pieve del Grappa, lungo una strada già chiusa nella parte alta a causa della neve e del ghiaccio. A tradirli è stato il navigatore, che li ha indirizzati su un percorso impraticabile dopo l'ultima nevicata. Impossibilitati a proseguire, i 2 giovani hanno chiesto aiuto. Il padre del ragazzo ha provato a raggiungerli, ma si è bloccato a sua volta, dando l'allarme al 118. Intorno alle 6:30 del mattino è intervenuta una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, salita dalla località Salto della Capra. I soccorritori hanno raggiunto i 2 ragazzi, agganciato l'auto e l'hanno trainata in sicurezza fino alla strada pulita. Una seconda squadra ha invece raggiunto il padre, accompagnandolo fuori dalla zona innevata. Riuniti e finalmente al sicuro, genitore e figli sono poi ridiscesi a valle. Nessuna conseguenza per loro, ma l'ennesimo richiamo alla prudenza. In montagna, soprattutto d'inverno, basta poco per trovarsi in difficoltà. Aveva 19 anni ed era un carabiniere ausiliario. Quel 24 dicembre del 1982 il destino di Sergio Faccini si incrociò con quello del maresciallo Roberto Tuzzato, comandante della stazione dei carabinieri di Campo San Piero, che morì in quel tardo pomeriggio di 43 anni fa. Sentite questa testimonianza inedita. Sono passati 43 anni da quel tardo pomeriggio della vigilia di Natale del 1982, in cui il maresciallo Roberto Tuzzato, comandante della stazione dei carabinieri di Campo San Piero, perse la vita in un conflitto a fuoco con i banditi a San Giorgio delle Pertiche. Una ferita per l'arma e per chi quel giorno era in servizio accanto a lui.
Rete Veneta, a distanza di così tanti anni, ha raccolto una testimonianza inedita e straordinaria di quel tragico pomeriggio. È quella dello scledense Sergio Faccin, oggi 62enne. Avevo 19 anni ed ero carabiniere ausiliario in servizio alla stazione di Campo San Piero. Quel 24 dicembre ero di pattuglia sulla radiomobile e dovevo smontare dal servizio in tarda serata. Mancava poco alla fine del servizio, circa mezz'ora, e quando dalla radio, via radio, ci comunicarono dalla caserma di rientrare perché il maresciallo Tuzzato, comandante della stazione, aveva delle comunicazioni. Quando scesi dalla Gazzella, il maresciallo mi diede il foglio di licenza ordinaria e mi disse: Sergio, vai a casa e passa il Natale con i tuoi e adesso esco io a concludere il turno di pattuglia. Non appena Faccin arriva a casa non ha nemmeno il tempo di salutare i suoi che squilla il telefono. Sono il capitano Verri, comandante della compagnia di Cittadella, e parlo con il carabiniere Faccin. Io risposi sì e con tono molto grave mi disse di rientrare urgentemente. Quando Faccin arriva a Campo San Piero comprende subito. Entrai e i miei colleghi mi dissero che il maresciallo Roberto Tuzzato era morto in uno scontro a fuoco con dei banditi che stavano facendo una rapina a un distributore di San Giorgio delle Pertiche. Faccin è sconvolto dalla notizia della morte di Tuzzato. Per l'affetto che provavo nei confronti del maresciallo e al pensiero che un'ora prima ero io seduto da Gazzella al posto del maresciallo. Ogni vigilia di Natale non riesco a pensare con stima e gratitudine al maresciallo Roberto Tuzzato, un grande carabiniere che ha onorato e servito il suo paese, persona da prendere d'esempio. Ed ora parliamo invece dei borseggi a Venezia. Concluse le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri, colpito anche il clan della famosa borseggiatrice Shakira, soddisfatta lei di pickpocket Monica Poli. Chiuse le indagini della maxi inchiesta sui borseggiatori e ora per 25 dei 35 indagati si profila la richiesta di rinvio a giudizio. In carcere al momento ci sono una donna in Ungheria, un uomo e una donna in Croazia, una 24enne mamma di 3 figli al 6° mese di gravidanza alla Giudecca e per altri 4 è stato notificato il divieto di dimora. Molti degli altri indagati sono invece irreperibili. A innescare la maxi inchiesta era stata un'indagine con intercettazioni del nucleo investigativo dei Carabinieri che ha ricostruito il quadro dei borseggi tentati e non tra il 2023 e il 2024. In tutto gli episodi contestati sono 62, le parti offese individuate 39, soprattutto turisti ma anche veneziani, come più volte denunciato dal gruppo Veneziani e cittadini non distratti. Tra le accuse si scopre che nei confronti dell'ormai nota Shakira ci sono oltre 60 capi di imputazione solo a Venezia. Si parla di Shakira, quindi si parla del clan di Shakira, delle storiche che qui per anni hanno rubato e usato violenza contro turisti e cittadini. Ci auspichiamo che inchieste come queste siano in atto in altre procure, perché questo è un duro colpo verso questo clan.
questo clan che operava non solo a Venezia ma anche a Milano e in altre città del nord. Nei confronti di una giovane e di una minore di 14 anni, secondo l'accusa, Shakira usava violenza per costringerle a commettere furti. Contestati poi i colpi mancati, come quello nei confronti di un turista indiano sul ponte di Rialto sventato dalla polizia locale, o quello andato a monte a danno di una turista tedesca grazie all'intervento di Monica Poli. Tra le parti offese anche le multinazionali Louis Vuitton e Nike, bersagliata in più episodi all'outlet di Noventa di Piave. La procura ha depositato tutte le intercettazioni effettuate. Ed ora andiamo a Vicenza. 2 anni dalla nomina presidente del Tribunale, Luigi Perina ha rassegnato le dimissioni dalla magistratura, un fulmine a ciel sereno per ragioni personali, ha detto, ma la notizia ha suscitato forte disagio a Palazzo di Giustizia e nel mondo dell'avvocatura berica. A 2 anni dalla nomina e in una fase segnata da una forte emergenza di personale per la mancanza sia di magistrati ma soprattutto di impiegati, il Tribunale di Vicenza deve fare i conti con le dimissioni a sorpresa del suo presidente, Luigi Perina. Per ragioni personali, secondo quanto filtra, Perina, una carriera come giudice del lavoro prima a Vicenza e poi in Corte d'Appello a Venezia, mantovano di 67 anni, residente in città, ha rassegnato l'incarico aprendo una fase delicata per la guida dell'ufficio giudiziario berico, che pareva avere superato la fase più acuta di difficoltà con l'arrivo di Alberto Rizzo qualche anno fa. L'uscita del Presidente, che ha colto tutti di sorpresa, dal Procuratore della Repubblica Lino Giorgio Bruno al Presidente degli Avvocati Alessandro Moscatelli, arriva in un momento complesso, con carenza nella pianta organica a tutti i livelli che incidono sull'organizzazione e sui tempi della giustizia. Ora si attende la nomina del successore da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se i tempi non saranno brevi, mentre restano sul tavolo le criticità strutturali che il Tribunale è chiamato ad affrontare quotidianamente per rispondere alle esigenze di giustizia dei cittadini. Nel frattempo il reggente sarà il giudice Giuseppe Limitone. Ambulante salvato dal defibrillatore usato dai colleghi, è accaduto questa mattina al mercato di Campo San Piero. Stavano preparando i loro banchi nella piazza di Campo San Piero per il tradizionale mercato del mercoledì, quando alcuni colleghi si sono accorti che un ambulante stava male. Erano le 7:30 di questa piovosa, fredda e ventosa vigilia di Natale. Quanto capito quanto stava accadendo, i presenti non hanno esitato un attimo a usare il defibrillatore posizionato da 2 anni in piazza Castello. Seguendo con coraggio e lucidità le indicazioni dei sanitari del 118, gli ambulanti sono riusciti a stabilizzare l'uomo che è stato preso in carico dai soccorritori all'arrivo dell'ambulanza. È il primo intervento di salvataggio con i defibrillatori esterni posizionati nel comune grazie alla collaborazione con l'associazione Amici del Cuore. Loro si sono fatti promotori di rendere Campo San Piero un comune cardioprotetto, e cioè di avere questi dispositivi in luoghi aperti, perché avevamo già come tutti dei defibrillatori ad esempio all'interno delle nostre palestre, delle scuole, del municipio, ma non ne avevamo in aree esterne. Una decina di defibrillatori sparsi nel comune, a cui presto se ne aggiungeranno altri 2. Uno strumento che tutti possono usare, precisa Katia Maccarrone. Non serve chissà quale competenza per usarli, possono usarli tutti, perché il dispositivo stesso ti dà le istruzioni, oppure il 118 anche quando li chiami, per cui sono utilizzabili da chiunque. Il defibrillatore di Piazza Castello era stato donato dagli amici di Filippo Morando, un giovane medico morto improvvisamente 4 anni fa mentre faceva jogging. Un gesto di generosità che in questo Natale ha salvato una vita. Pranzo solidale di Natale nella chiesa di San Rocco, 50 le persone presenti, è arrivato anche il patriarca per pranzare insieme ai bisognosi. L'amore, l'attenzione agli altri e soprattutto l'attenzione ai più fragili, ed è
una delle tante iniziative che comunque la parrocchia cerca di portare avanti proprio per questo amore e questa passione che c'è insita nel cuore dell'uomo e che deve essere trasmessa anche alle persone più bisognose. Oggi abbiamo creato un evento molto importante per noi che ha raccolto nella comunità le persone più fragili. È stato un momento molto sentito e molto voluto da parte nostra. Diamo a disposizione tutti quelli che sono i nostri spazi perché una delle missioni, se non la missione più importante, è quella di redistribuire i nostri ricavi alla comunità. Tutto quello che voi vedete qui è stato regalato, quindi possiamo anche dire che Venezia è una città solidale. Come Emporio della Solidarietà noi siamo un po' tutti i giorni a contatto con la povertà e riscontriamo che le persone che vengono a fare la spesa gratuitamente da noi non sono persone che non lavorano, ma sono persone che purtroppo non arrivano a fine mese, madri da sole con figli piccoli, quindi bisogna affrontare non solo la povertà materiale, ma anche tutta una serie di povertà che forse è anche un po' più sono più complicate da gestire. Nei momenti, diciamo, in cui ci si ritrova per un incontro, per una festa, dare una possibilità, ecco, un'occasione, un bel ricordo, ecco, a persone che magari faticano a trovare questi momenti, è qualcosa che diventa, non dico un obbligo perché è un piacere, ma guai se la Chiesa veneziana non facesse questi gesti concreti. Vigilia di Natale contrassegnata da tempo grigio che ha scoraggiato la corsa all'ultimo acquisto, tuttavia nel salotto buono di Belluno non è mancato il via vai ai mercatini che sin dai primi di dicembre stanno registrando un'affluenza buona sia di residenti che di turisti. L'occasione del mercatino di Natale è comunque sempre valida per fare gli ultimi acquisti? Eh sì, lo dimostra il fatto che sono qui in questo momento proprio per fare un ultimo acquisto. Che cosa pensa lei, signora, di questo mercatino e soprattutto di questa iniziativa che quest'anno è decisamente differente rispetto all'anno scorso? Mi sembra molto più bella esteticamente e più ricca anche come mercatino, proprio come prodotti che offre il territorio. Si è animato nonostante le bizze del meteo il mercatino di Natale che quest'anno anima le iniziative organizzate in centro per le festività assieme alla pista di pattinaggio, la ruota panoramica e il villaggio degli elfi per i più piccini. La corsa all'ultimo acquisto è scattata di buon'ora. Come stanno andando gli affari? Molto bene, sì, abbiamo scelto quest'anno di partecipare, sta andando molto bene, vediamo che le persone poi ritornano e apprezzano poi i prodotti che proponiamo, quindi molto bene. Natale a Belluno, incanto fra le Dolomiti, il claim dell'evento organizzato da Belluno Viva con il contributo del Comune è arrivata a circa metà del calendario. Ci abbiamo messo l'anima, l'effetto importante per il Natale non è tanto lo strutturale, è l'emozionale. L'emozionale è la filodiffusione, sono le luci, sono gli addobbi e di conseguenza, ad esempio, proviamo a guardare il villaggio degli elfi, che quella parte lì è spettacolare. Le critiche alla prima dello scorso anno hanno contribuito a dare una svolta decisa all'evento 2025, inaugurato il 28 novembre, che coinvolgerà residenti e turisti fino al prossimo 6 gennaio. Programma variegato, pensato per un pubblico eterogeneo di visitatori che alterna musica dal vivo, spettacoli e animazione, dettagliati nel sito natalebelluno.it e sui canali social dedicati. Vi ricordo la nostra rubrica Il tuo presepe, vi ricordiamo di inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale e specificando sempre nome e cognome del vostro comune di residenza. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 1755 340. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata.